Il prossimo incontro. L'esplosione di grandi stelle, molto più grosse del Sole, che alla fine della loro vita danno luogo a un'enorme serie di reazioni nucleari nel corso delle quali producono tutti gli elementi che noi conosciamo sulla Terra e quindi esplodendo arricchiscono il mezzo interstellare di questi elementi, da cui poi si formeranno altre stelle con i loro pianeti e anche la vita. Quindi noi oggi siamo fatti di materia costruita dentro le stelle, siamo un prodotto dell'evoluzione dell'universo. Lei ovviamente non crede in Dio. No, a me sembra che Dio sia un'invenzione degli uomini per spiegare tutto quello che la scienza non sa spiegare, non sa ancora spiegare, o forse non riuscirà mai a spiegare, ma un'invenzione che tranquillizza, però appunto è questione di fede. A me sembra una cosa infantile credere in Dio, un po' come credere alla Befana. Gli UFO sono un po' una forma moderna dei fantasmi di una volta. Nell'Ottocento vedevano fantasmi, oggi si vede gli UFO. Io credo però che la Chiesa dovrebbe anche rispettare lo Stato e lo Stato essere libero dalla Chiesa, perché la Costituzione dice che l'Italia è uno Stato laico. Quando la Chiesa interferisce su certe leggi, certamente invade un campo che è dello Stato. Ma lei da quando è vegetariana? Io da quando sono nata, perché quando sono nata i miei erano già diventati vegetariani. Mio babbo diceva, faceva propaganda e diceva a tutti che mangiare carne e mangiare cadaveri. Infatti è vero, sono cadaveri. Margherita Hack, religione e scienza senza censura.